Giorgio Peretti dell'Italia dei Valori di Padova e parliamo di questa spaccatura dell'Italia dei Valori che secondo molti è opera del governo Renzi. Voi cosa rispondete? Noi rispondiamo che non esiste nessuna spaccatura all'interno del partito, l'Italia dei Valori è unito, pronto a essere sempre presente nella politica italiana, nazionale e regionale, con le idee e le proposte di una forza politica che anche in altre regioni ha sforato quello che è il 4% e quindi anche nel territorio locale vuole riuscire a essere presente e fare della politica seria e proficua. L'idea della spaccatura non c'è, noi si cerca quello che è invece un rilancio anche di quelle che sono le azioni sul territorio, abbiamo tanto bisogno di buona politica e pensiamo che l'Italia dei Valori sia la risposta anche a queste problematiche che gli cittadini si aspettano. La federazione regionale del partito è stata commissariata, è così? Sì, è stata commissariata la federazione regionale, in mano naturalmente il partito c'è il pro tempore coordinatore regionale Salvatore Smeraglia che è coordinatore del Trentino, a cui il compito di diciamo così, mediare quello che sono alcune divergenze di opinioni e invece canalizzare le energie proprio dalla stessa parte verso quello che sono la soluzione di problematiche che ci toccano ogni giorno. Quindi l'obiettivo è quello di conquistare più cittadini possibili anche in Veneto? L'azione politica non è solo a parole, è anche nei fatti e noi vogliamo stare in piazza insieme ai cittadini. Adesso l'idea è quella appunto di passare tutte le regioni d'Italia con Ignazio Messina, il nostro segretario nazionale, e il presidente Antonio Di Pietro, i quali assieme andranno a ricontattare tutte le persone di buona volontà pronte a rilanciare quello che è il partito e la visione unitaria naturalmente e condivisa. Questo è un obiettivo senza avere quelle contrapposizioni inutili, ma cercando appunto quello che è il bene, insomma, del Paese, anche perché ne abbiamo tanto bisogno.